Rovilio, Dica. il nostro movimento continua perché adesso il prossimo incontro sarà qua in Serafina Correa, come ha detto là in Concordia, e noi che abbiamo ben annunciato tutti. Quelli di ascoltatori di radio? No, siamo un incontro dell'Associazione dei Diffusori del Italiano. Sì, di quello. Nel mese di novembre. Ma prima di tutto facciamo un incontro là o facciamo il 3 di maio, o se no facciamo là nella città di Carazinho. Siamo di aspettando un ritorno della Irzanata, che adesso è presidente per 3 anni dell'Associazione dei Diffusori del Italiano. La Irzanata là di Biriba. E se venisse fuori nella rivista insieme l'ultimo numero che hai visto? No, lo go in mano la rivista, ma non l'ho mai visto. L'ultimo o il penultimo, mi pare che sia l'ultimo qua delle riviste. Sì. Se te lo cati che mi mandi indirizzo che mi mando in un pacco lì. Va bene così allora. Tradotto in portoghese quel che se venisse fuori nel Correo Riograndense, italiano che in te. Ah sì, perché a quella là che ho visto, il giornale Correo Riograndense, sì. 100 anni del Correo Riograndense, di questo importantissimo giornale, vita e storia. Se la continua? Sì. Vita e storia più o meno, mi ha detto Marcellino che il materiale per 10 anni ancora. Sta buono poi intanto. Perché tutte le settimane che mando, che arriva sempre di più, e dell'italiano in te che sarà ancora 50 da venire fuori. Sì. Allora un anno più o meno, anche se non si scrivesse più niente. Sì. E se mi morisse domani viene ancora per un anno mi viene fuori. E per 10 anni frottolo. Va bene. Allora, e quando muoro mi sarà la ultima mia frottola, no? Sì. Secondo destro? Allora? Secondo destro? No, dico quando morirmi, sì. È la ultima frottola che conto. Va bene. Va bene. Perché la vita è così corta che è più o meno una frottola. Sì. E dopo l'eternità è così lunga, allora bisogna non avere fretta di morire, perché dopo ne abbiamo per sempre. 100 anni del Correo Riograndense, importantissima questa data, né? Questo momento che passa il giornale e questo anche il riconoscimento di tutte le contrabbande, come ho gastato quella omaggio, né, che la Câmara dos Deputados ha fatto in solennità là in Brasilia al giorno 29 al Correo Riograndense, questo bellissimo giornale dei frati. Hai visto che in televisione? No, in televisione no. Se venisse fuori una intervista anche, se venisse fuori anche 2 gatti mail, no, a 3, la Gelina che sarebbe in omaggio alla femmina del Nanetto, no? Sì. La fidanzata, la Gelina, la Filomena con PH perché la porta dentro l'indigena e il negro, del marron e del negro, allora Filomena con PH. Sì. E il Darwin che è cenere e bianco, che è l'evoluzione della specie, e Obama che è tutto negro. Questi che sono i vostri gatti, com'è che sei? Gelina? Filomena? Filomena, Darwin e Gelina. Dai, l'ultimo è Obama. Obama. Questo è il più giovane allora? Sì, è tutto negro. Tutto negro. Va bene Rovilio, una cosa negro anche sotto la coa. Volevo ringraziare la vostra partecipazione, che è stato un piacere di ascoltare, ma anche come sempre facciamo con Rovilio Costa, che è il nostro un frate importantissimo, con tutto il suo lavoro che fa in Porto Alegre, col suo lavoro di frate, ma anche questa di far il nostro italiano, perché sei scrittore, storiador, editor, e tutto che si può dire di Rovilio Costa senza sbagliare che sei la persona più importante del nostro italiano. Il dottor Coglionis causa, no? Abbiamo ricevuto questo titolo anche, Sì, del Vaticano. Va bene, ma come un frate adesso,
perché abbiamo radioascoltatori, non si sappiamo dove che dice, ma che non ha mucciaia che mai. Anche la vostra intercessione religiosa nel nostro programma. Sì, scusate un corso mio tanto con umore perché sono di andare al cimitero e morto una vicina. Ma un cosa il giorno della Santissima Trinità, e questa vicina, tutti i nostri antenati che ne ha dato la fede, e sarà un po' in gran festa, celebrando il Dio che ha dato la vita e che attraverso loro ha dato la vita a tutti noi altri, e il Signore Gesù che è venuto incontro nostro, per la nostra natura, per capirne e mostrarne la strada per arrivare fin al Pupà, Dio eterno, e Spirito Santo che sempre parla nella nostra coscienza. E il Papa ha detto che la Trinità è la intelligenza creativa, la creazione, è la salvazione, Cristo, fatto natura umana, e è l'amore. E tutto insieme è solo amore, perché se Dio che mai scominciò la storia fosse solo, sarebbe una solitudine incredibile. E allora per vivere la comunione, per manifestare l'amore, come se la nostra intelligenza fosse persona, nostra volontà persona e il nostro corpo persona in una sola natura. Tutte le volte che si deve ascoltare e volte che si deve parlare sulla radio, tutti siamo persone, ma abbiamo tutti la stessa natura umana e nessuno ha la natura umana lui solo. Allora così il Padre, il Figlio e il Spirito Santo nessuno ha tutta la natura umana lui solo, ma tutti insieme e partecipa della natura divina. E allora questo Dio che ne ha dato la vita, che ne ha assicurato la salvezza, sono venuti perché tutti abbiano vita in abbondanza, e questo Spirito Santo che sempre domanda alla nostra coscienza se siamo autentici, veri e liberi. E allora che questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo a tutti e alle vostre famiglie benedica e faccia con che tutti abbia salute, coraggio, forza di essere costruttori del suo regno. Amen. Amen. E così sia. E così sia. Rovilio, Dica. che Dio vi benedica. Questa è la vecchia cremonese là di Flores da Cunha. Quando le monache ha messo 2 o 3 mesi per arrivare, perché in Rio da Santa le ave a beccare le mule e una si è cascata e ha rotto una gamba. Sì. E là il dottor Ivo lì in Veranopolis, Spolidoro prima, che è arrivato a guarirle per dopo andare a Flores da Cunha. Sì. Oltrepassare Rio da Santa tra Antonio Prado e Veranopolis. Sì. La vecchia cremonese veniva un giorno l'estate, ciò caldo, veniva fuori di casa, c'era Dio impastare il pan tutta sudata, passare la traversa in la faccia, che ha detto brutte vacche, de puttane, de monache, c'era 3 mesi che vi aspettavano. Dopo che ha detto anche se si venisse tardi, che Dio vi stramaledisse. Anche questa. Va bene, Rovilio, grazie per la vostra partecipazione, che Gesù Cristo sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo.